Tutti e benvenuti in piazza Vittorio Emanuele II, qui in quel di Cavarzere, pronti per vivere insieme una serata che chiediamo a Giove Pluvio di poterci far vivere, visto che abbiamo un bel programma in programma questa sera. Appunto, non voglio giocare con le parole ma voglio essere veloce. Buonasera a tutti da Enrico Marasciutti, ben arrivati in questa piazza di Cavarzere in cui ovviamente siamo nella patria della box Cavarzere Chioggia, siamo nella patria in qualche modo del mondo di Nicola Fontolan, e quindi grazie Nicola per aver organizzato tutto questo, grazie per avermi chiamato in questa presentazione, grazie ovviamente al sindaco, all'avvocato Pier Francesco Munari e all'assessore allo sport Mattia Bernello, che questa sera hanno dato il loro patrocinio. Siamo all'interno della festa dello sport, primo di 4 giorni se non ricordo male, partiamo proprio con l'inaugurazione di questo 4 giugno e quindi insomma un bel modo per iniziare con la nobile arte. Questo mi fa dire velocemente un grande grazie al commissario di riunione, il signor Alex Tomasello, ai dottori, al dottor Paolo Pavanato e ai volontari della città di Rosolina,
ma salutiamo e ringraziamo Marco Zanatta, Dennis Incanuti e Gian Antonio Canzian insieme a Marco Chiarelli, già salito all'angolo neutro. Salutiamo e ringraziamo i cronometristi Vito Capotorto ed Andrea Lazzarin, ma fatemi dire che è stato un piacere vedere anche gli amici della Ring Cage, il buon amico che stava passando, è perfetto, è stato anche lavato speriamo di poter organizzare tutto, di poter andare. Io ho guardato su Meteo Radar e teoricamente dovremmo essere silenzio, non dovremmo essere silenzio. Per che cosa ci troviamo questa sera? Certamente per vedere insieme al pugilato quello che si avrà fin dagli under 15 con i 42 kg che stanno per salire, che combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 1.30 secondi, e poi andiamo veloci per quello che riguarderà il mondo degli under 17, poi degli elite, ancora degli under 17 e poi, signori, sapete che il meglio viene alla fine e, come si suol dire, in questo caso sarà una bellissima emozione poter vedere la campionessa italiana dei pesi leggeri, recentemente conquistata in quel di Padova, l'ingegner Arianna Tonello, che in qualche modo è, fatemi dire, una persona che va conosciuta e seguita su Instagram, merita davvero la sua vita, ne fa una per colore, sembra sempre molto tranquilla, in realtà ne ha veramente una per colore da nascondere, da far scoprire, che combatterà contro Diana Babic dalla Croazia. Cerco nello sguardo Alex Amadello, se posso partire, io sono pronto, ragazzi sono pronti. Ok, allora per la Ares Box all'angolo blu, accompagnato da, aiutami, da Tommaso Loro. Sì, ok, facciamo salire questo giovanissimo, perché è un 2011, Warren Stoico, eccolo qui. Accompagnato invece per la box Santa Monica da Pradetto Coccolo, pronti ad accogliere Edward Rusu. Tecnico audio, ma quello che ho bisogno è che voi siate molto partecipi, quindi mi raccomando con il vostro tifo, anche perché da qualche parte so che c'è anche il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Comitato Regionale Veneto, eccolo qui, il nostro professor Paolo Alberto Bonifacio. Facciamogli un bel applauso per favore, facciamo sentire che il pubblico è bello carico, bello presente, anche perché insomma, abbiamo modo per buttare via quelle che sono le eventuali gocce di pioggia. Grazie Paolo, ovviamente, della tua presenza. Aspetto un secondo ancora, caro Marco Chiarelli, che tutto sia pronto e poi faccio partire come di consueto la prima delle 3 riprese da 1 minuto e 30 secondi, 4 minuti e mezzo di pugilato, vengono fatti avvicinare i 2 ragazzi giovanissimi, che entrambi del 2011, e allora direi che tutto è pronto e andiamo ad ascoltare il gong che apre la prima ripresa.
Eccolo il gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Edouard Rusu e Warren Stoico. Non ho sentito il vostro applauso, ma deve essere un problema di audio mio. Ah, ok, adesso incomincio a sentirlo. Ok. Non per me ovviamente, ma per questi due ragazzi giovanissimi del 2011, come vi dicevo, e che certamente avranno in qualche modo la voglia di ben figurare all'interno di quella che è la prima giornata dedicata alla festa dello sport qui a Cavarzare. Come di consueto vi dicevo, il meglio viene alla fine, avremo questo importantissimo incontro, insomma, di mantenimento per la nostra campionessa, la vostra campionessa italiana dei pesi leggeri, Ariane Tonella. Per la prima volta questa sera sono pronto a dire fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Eccolo il gong che chiude anche la seconda delle 3 riprese tra Edouard Rusu, Santa Monica Box e Warren Stoico, Ares Box. Questo minuto mi consente anche di andare a salutare, fare un primo giro di saluti per quello che riguarda quelli che sono gli sponsor, i main sponsor di quello che è il mondo targato Box Cavarzare Chioggia, quindi Clinica Acustica e poi TDP, Studio Tecnica della Prevenzione, Tocchi Impianti, SRL, VEA, Agenzia Termotecnica. Questi sono quelli che ci accompagnano nel percorso di avvicinamento al pugilato, che ci accompagneranno anche alla serata di Sottomarina, qui già vi indichiamo, insomma. Ma per ora, fuori i secondi. Eccolo il gong che apre la terza, l'ultima ripresa.
che chiude i primi 270 secondi di pugilato distribuiti in queste tre riprese da 1 minuto e 30 secondi tra Warren Stoico e Edward Rusu. Fatelo sentire anche più forte il vostro applauso, visto che è stato loro l'onere di aprire questa giornata e questo 4 giugno per questa festa dello sport qui a Cavarzere. Quindi insomma, grazie ancora al patrocinio da parte dell'amministrazione comunale, al sindaco, l'avvocato Francesco Munari e l'assessore allo sport Mattia Vernello, che hanno voluto ovviamente contribuire a far sì che potessimo partire con il piede giusto e che hanno provveduto anche a sfruttare le nuvole. Ovviamente doveva essere così. Attendiamo quindi quello che è il verdetto che è nelle mani del commissario di riunione, vi ricordo Alex Tomasello. E questo primo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Edward Rusu, Santa Monica. E vengono consegnati in omaggio ad entrambi gli atleti, eccolo qui la consegna di questo, la Bibbia di Cavarzere, cioè praticamente se tu impari questo conosci tutto di Cavarzere, e io me la sono studiata un pochino, e i 40 anni insomma della vita di Cavarzere, vabbè dai, non facciamoci prendere dalla storia, siamo nell'attualità, siamo nel presente. E nel presente questa sera, visto che abbiamo fatto scendere i ragazzi più giovani perché erano del 2011, andiamo a vivere insieme quelli che sono invece del 2008 e 2009, facendo intanto entrare Dennis Incanuti tra le 16 corde e dando lo spazio per la prima volta anche a Carol, la quale sicuramente sarà più apprezzata del sottoscritto e non capisco come mai non sarà così. Siete pronti? Prego Carol, prenditi l'applauso ovviamente di quello che è il mondo di Cavarzere, perché a te il compito di fare la ringer questa sera. Molto bene, lei ci ha appena indicato che sarà la prima delle tre riprese che andremo a vivere, quelle che porterà all'essere Hendrik Mesi per la tua box all'angolo blu e Andrea Franzoso a lui il compito di aprire con i colori della box Cavarzere all'angolo rosso, rispettivamente accompagnati da Jesus Solano e dal già citato, e lo ricito molto volentieri, Nicola Fontonani. E quindi insomma, come vedete, cambiamo completamente quello che è il peso di questi ragazzi, perché siamo passati fondamentalmente dai 43 kg ai 77-78 kg, insomma non dico il doppio ma quasi, e quindi insomma andremo a vedere questi ragazzi che hanno così pochi anni di distanza rispetto a quelli di prima, eppure sono così diversamente sviluppati e molto più prestanti, quantomeno a vedersi 78-77 giusto in chilogrammi, quindi insomma certamente rispetto ai 30 kg in meno di prima sono solo 3 anni di differenza, tanta cosa. Vengono accompagnati al centro ring, vengono chiamati per il loro consueto saluto, vi ricordo ancora Andrea Franzoso angolo rosso, Hendrik Mesi angolo blu, box Cavarzere Chioggia angolo rosso, Cuba Box angolo blu. Tutto è pronto per vivere la prima delle tre riprese da 2 minuti. Inizia la prima ripresa.
angolo blu, box Cavarzere Chioggia, angolo rosso. Una lezione di step su e giù per la scaletta, perché avrai modo di farci capire come sta andando. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Che chiude la seconda ripresa. Sono stato facile profeta in patria, perché avevo detto che con i 30 kg in più e i 3 anni in meno questi ragazzi se le sarebbero date davvero di santa ragione, e ha avuto completamente ragione. Per Andrea Franzoso, box Cavarzere Chioggia, angolo rosso, Ingrid Menzi, Cuba box, angolo blu, e la nostra Carol continua il nostro valore di ring. Fuori i secondi, pronti per vivere gli ultimi 2 minuti di questo secondo incontro. Inizia la terza e l'ultima ripresa.
Chioggia, angolo rosso. Facciamolo più forte l'applauso prima che salga la musica e prima di sapere il verdetto. Perché davvero non si sono risparmiati, assolutamente, anzi. E se questi ragazzi sono del 2011, non c'è dubbio che avremo tempo e modo di vederli ancora combattere un sacco. E questo secondo incontro termina con un verdetto di parità. L'ho detto che avremo modo di vederli combattere un sacco ancora, perché il 2011 ne hanno di tempo davanti per incrociare i loro guantoni, prendendo la Bibbia degli ultimi 40 anni di Cavazzara e salutando ovviamente l'arbitro e scambiandosi questo abbraccio che va applaudito ancora, perché insomma per 6 minuti sono stati assolutamente nemici e poi molto rapidamente, con le immagini di Ivano Cassidy che sempre saluto, abbiamo potuto immortalare questo abbraccio. Pronti allora per andare a vivere il prossimo terzo e quarto incontro? Non ho ancora avuto tempo e modo di ringraziare e salutare tutte le pugilistiche che hanno accettato l'invito per questo 4 giugno, ma insomma fatemi salutare la box Alvignase con la Cuba Box già protagonista, la box Piovese, la Mapuche Team, la Ares Box, e insomma queste sono le palestre che hanno accettato l'invito, ovviamente la box Cavazzara e Chioggia. Qualche istante per consentire a tutti di prepararsi ed essere pronti per salire sul ring, mentre Marco Zanatta ha già raggiunto l'angolo neutro e io sono pronto per andare a chiamare i prossimi atleti che pesano 65.5 all'angolo rosso, 64 esatti all'angolo blu. Allora, all'angolo rosso per la box Cavazzara e Chioggia, Mattia Fagotti. Gioca in casa, per cui anche più forte il tifo, accompagnato ovviamente da Nicola Fontolana e da Andrea Bezzon, questo è quanto vedo. E invece per la Mapuche Team abbiamo Giordano Plato e Daniele Rampalo, e loro accompagnano all'angolo blu Riccardo Mosello. Entriamo nella distanza olimpica delle 3 riprese da 3 minuti, arbitra Marco Zanatta e come notate combattono senza casco. Questi sono gli Elite 65 kg, tutto pronto? Inizia la prima ripresa!
Ecco il gong ufficiale che chiude la prima delle tre riprese tra Mattia Fagocchi e Riccardo Rosello. Box Guardare Chioggia, angolo rosso, Mapucci in Padova, angolo blu. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Ancora lì!
che chiude la seconda delle tre riprese tra Mattia Fagotti e Riccardo Mosello. Box Cavaltre Chioggia giallo-rosso, Mapuche Team angolo blu. E posso dire che in qualche modo è stato siamo andati a crescere, no? Nel senso anche a livello tecnico, dai, questi ragazzi giovanissimi qua man mano, questi spero che possiate apprezzare quanto lo possiamo apprezzare noi da Bordo Ring, ma sicuramente apprezzate Carolo, questo non ho dubbi, vedo degli applausi spontanei che fanno da quello che lì. Va bene così. Grazie ad Alberto che è il mio angelo custode quando ho a che fare con la box Cavaltre Chioggia. Fuori i secondi. Ed eccolo qui il gong che apre la terza e l'ultima ripresa. E Mattia Fagotti, 9 minuti che per essere solo al terzo incontro mi sembra che siano stati particolarmente vissuti e combattuti, per cui un applauso ancora per questi due ragazzi, giovani entrambi, beh, rispetto a me alla commissione di riunione giovanissimi, però insomma sono 2005 e 94, quindi comunque super giovani. E prima ancora di sapere il verdetto voglio rendere edotto il pubblico che Riccardo ha chiesto scusa per un colpo involontariamente fatto sotto cintura, prima ancora
deve riprendere quello che fu poi l'incontro, quindi insomma onore al merito. Vengono portati al centro del ring dall'arbitro Marco Zanatta e questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Mattia Fagotti, box Cavarre Chioggia. Marco Chiarelli all'angolo neutro, noi pronti per andare. È veramente stato una sorta di andare su e crescere quanto stiamo per vivere, perché andiamo con gli 82.500 e gli 80.700 kg rispettivamente all'angolo rosso e all'angolo blu. E allora, porta bandiera dei colori della Cuba Box accompagnato da Iesa Solano e da Simone Nicoletto, all'angolo blu Eugenio Serpente. E all'angolo rosso, porta bandiera dei colori della Box Cavarre Chioggia accompagnato da Andrea Bezzone e da Nicola Fontoran. Accogliamo Omar Berto. Entrambi elite, entrambi combattono ovviamente con guantoni da 12 once. Prego Caroli. Chiamate al centro ring questi due atleti, Eugenio e Omar. Eugenio Serpente, Cuba Box angolo blu, Omar Berto angolo rosso, Box Cavarre Chioggia. 3 riprese da 3 minuti. Inizia la prima ripresa. Dai, Omar. Dai, Omar. Dai, Omar! Bravo! Dai, con calma. Con calma, Omar. Bravo! Bravo, Omar! Spingi! Vai! Omar, spingi! Vorrei cortesemente un applauso non forte, più forte ancora. Vai, bravo, Omar! E allora questo incontro mi sembra a tutta evidenza, Bravo, Omar! va benissimo, a favore delle commissioni di riunione, d'accordo, giustissimo. Ad 1 minuto 12 secondi della prima ripresa per sospensione cautelare, Omar! alla rosso. E come dico sempre, quando viene attivata la sospensione cautelare
amici, a Simone Nicoletto e a Jesus Solano per aver deciso di concludere, ma di dare appuntamento chiaramente per la prossima occasione, perché non c'è dubbio che tra Omar Alberto e Eugenio Serpente vi sarà modo di combattere ulteriormente. Anche Lima senza volerlo, musica. Davis Incanuti con le 16 corde, a lui il compito di gestire i prossimi 6 minuti di pugilato distribuiti nelle prossime 3 riprese che vedranno combattere 2 under 17, quindi rientriamo un pochino in quello che, fammi dire, è la parte iniziale, no? Se non sbaglio, perché parliamo con 2 ragazzi giovani, giovanissimi, un 2010 e un 2009, entrambi spaccano la bilancia con i 73 kg. E allora, porta bandiera dei colori della box piovese, accompagnato da Stefano Grasso e dal maestro Benevento Gino Creo, accogliamo Inti Samuel Facchinetti, Under Blue. E all'angolo rosso, accompagnato da Roberto Pedrotta e da Nicola Fontolan, pronti ad accogliere Nico Giraldin, box cavaltre Chioggia. Me l'avevano detto, guarda che quando andrai a presentare a Cavaltre troverai un pubblico bello caloroso, allora facciamolo sentire per Nico Giraldin e per Inti Samuel Facchinetti la vostra presenza. Oh là, dai, su, abbiamo anche spostato la pioggia. Rischioso dire così, La Carol entra e allora sappiamo che sta per iniziare la prima delle 3 riprese, che vi ricordo sarà sulla distanza delle 2 minuti cada una. Chiamati al centro ring i 2 atleti, vi ricordo ancora Nico Giraldin e Inti Samuel Facchinetti. 3 riprese da 2 minuti. Inizia la prima ripresa.
che va a chiudere la prima delle riprese tra Nico Giraldin e Inti Samuel Facchinetti. Box Valtre Chioggia, angolo rosso, box Bevese, angolo blu. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Ecco qui il gong che chiude la seconda ripresa tra Inti Samuel Facchinetti, box Bevese, Nico Giraldin, box Valtre Chioggia. Fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa.
Eccolo qui il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Inti Samuel Facchinetti, box Iovese, all'angolo 2, Nico Giraldin, box Cavarzere Chioggia all'angolo rosso. Vengono consegnati ovviamente i cartellini al commissario di unione, al signor Alex Tomasello, e poi anche i libri in cambio di quella consegna dei cartellini. Tu consegni i libri sul 40 anni della biblioteca dell'attività culturale della città di Cavarzere, e quindi insomma buona distribuzione. Nel frattempo vi ricordo che tutto quello che stiamo vivendo qui in diretta lo è anche in diretta a livello globale, a livello mondiale, visto che insomma in qualche modo siamo in diretta con lo streaming on Box on the Road, e quindi abbiamo detto giusto. E allora questo incontro under 17, questi 6 minuti vengono vinti ai punti dall'angolo rosso Nico Giraldin, box Cavarzere Chioggia. E allora questo mi consente di fare un altro giro di saluti e un altro ringraziamento da parte ovviamente della box Cavarzere Chioggia, all'agenzia Termotecnica 2A, alla Tocchio Impianti Unipersonale, alla TDI Studio Tecniche della Prevenzione, alla Clinica Acustica, vendita e riparazioni protesi acustiche proprio qui in Via dei Martiri a Cavarzere. Quindi insomma questi sono quelli che sono gli sponsor, in qualche modo i partner che ci accompagnano e che ci accompagneranno. Anzi, vi diamo già appuntamento per il 27 di giugno in piazza a Sottomarina, siete tutti invitati, sperando ovviamente che ci accompagni anche il caldo in qualche modo. Questa sera è serata perfetta, proprio meravigliosa, adesso che si è asciugata. Marco Zanatta è pronto ad andare a gestire il prossimo incontro, valevole il primo incontro, valevole nel pugilato femminile. Per la Mapuche Team all'angolo blu accogliamo Krasniki Mergina, e all'angolo rosso per la box Cavarzere Chioggia Chiara Marcandoro. Carol nemmeno sapeva esistesse il pugilato femminile, ma adesso lo ha scoperto e pensa che la Cavarzere può annoverare tra le sue campionesse pure la pugilessa che ha vinto il titolo nazionale dei pesi leggeri, che sarà la protagonista del main event di questa serata, unico incontro pro in programma, ultimo e 12° incontro appunto in programma, primo e unico incontro pro per queste ragazze che hanno scelto il pugilato come professione o come passione che diventa quasi professione, perché in realtà la nostra Antonello è pure ingegnere civile e pertanto queste informazioni così di riempimento. Nel frattempo concentrazione per queste due atlete che combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Vengono ascoltati gli ultimi consigli da parte di Davide Valdin che accompagna Chiara Marcandoro. Vengono chiamate al centro ring le due atlete. Tutto pronto? Pardon. Mi sono distratto perché ce n'erano altri due, ma non c'è quello ufficiale. Attendiamo un secondo che il dottor Paolo Pavanato faccia rientro al tavolo della giuria e quindi ci affidiamo nelle grandi mani di DJ Alberto.
Il dottor Paolo Pavanato rientra insieme al commissario di non Alex Tomasello e quindi a questo punto vengono sì chiamate al centro ring le due atlete che vi ricordo ancora Melagina Krasniki e Chiara Marcandoro, tutto pronto allora per vivere la prima delle tre riprese. Inizia la prima ripresa. Ecco il gong che chiude la prima delle tre riprese tra Chiara Marcandoro e Krasniki Mergina, rispettivamente Box Cavartre Chioggia e Mapuche Team. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa.
Eccolo, il gong che chiude la seconda delle tre riprese tra Krasicki, Merghina e Chiara Marcandoro. Fuori in secondi. Eccolo il gong che apre la terza e l'ultima ripresa.
Chiara Malacandoro, angolo rosso, box, Cavarzere, Chioggia e queste due ragazze davanti a me stanno applaudendo un sacco, allora continuate pure, così si fa per queste ragazze che stanno combattendo per 9 minuti, se ne sono date di santissima ragione, quindi questo può essere solo che l'inizio di quello che poi sarà in qualche modo il main event della serata, visto che tra l'altro così a passare mi è pure passata davanti al naso la cintura conquistata a Padova qualche settimana fa e insomma ce lo siamo vissuti molto intensamente quell'incontro, ma adesso andiamo alla lettura del verdetto di questo sesto incontro. Vengono mostrate al pubblico e questo sesto incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Chiara Malacandoro, box Cavarzere, Chioggia. Il tutto in diretta ovviamente su Box on the Road, come ve l'abbiamo raccontato, ed è proprio in qualche modo grazie a loro che esiste Box on the Road. Parlo di Cuba Box, parlo di Jesus Solano e di Simone Nicoletto che accompagnano l'angolo blu per la Cuba Box Ivan Vencato. Il 12 febbraio 2001 e all'angolo rosso per la box Cavarzere Chioggia accompagnato da Andrea Bezzone e da Nicola Fontolan. Accogliamo Matteo Benvenu! Kg all'angolo rosso, 75 all'angolo blu, entrambi elite. Arbitra Marco Chiarelli. Vengono chiamati al centro ring i due atleti e tutto è pronto per andare a vivere la prima delle 3 riprese da 3 minuti. Inizia la prima ripresa.
angolo blu, e Matteo Benvenu, box card, Chioggia, angolo rosso. Non sento più l'applauso per Carlo, c'è qualcosa che mi dice che siete distratti. Ah, sono presenti ragazzi, mi raccomando, il testosterone che sviluppiamo qui poi lo andiamo a sfogare in palestra. Nicola Fontanan e tutto il suo staff è pronto per accompagnarvi nel meraviglioso mondo della box carattere, ma ora fuori in secondi. Inizia la seconda ripresa. Che chiude la seconda ripresa di 3 minuti, che si è assolutamente accesa in modo interessante tra Ivan Vencato, Cubo Box angolo blu, e Matteo Benvenu angolo rosso, box carattere Chioggia.
questa è la terza e l'ultima ripresa. Eccolo il gong che chiude la terza e ultima ripresa con questo abbraccio tra Ivan Vencato e Matteo Benvenu. Davvero 9 minuti più che intensi, direi. Veramente tra la box e Chioggia la Cuba Box si rinnova in qualche modo questa bella tradizione di vedere begli incontri, quindi davvero bravo Ivan e bravo Matteo, che ha anche il suo fan club a quanto capisco, quindi meglio così. Insomma, adesso sentiamo quello che potrà essere il verdetto. Nel frattempo consegneremo anche i libri dei 40 anni della storia di Cavarzere e allora andiamo a leggere nelle mani di Alex Tomasello quello che è il verdetto. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Ivan Vencato, Cuba Box. Bella questa foto che ha chiesto proprio Matteo in ricordo di questo 4 giugno qui in box in piazza Cavarzere, in questa bellissima piazza che appunto per la prima volta mi
come dire, pregio per la prima volta di presentare, è davvero bello scoprire tutto questo e quindi insomma mi avevano detto che c'era un pubblico bello caloroso e questo è una bella prova. Tutto sommato la serata è anche andata per il meglio perché è fresca, insomma, non possiamo dire che faccia caldo in questo momento. Pronti per andare a vivere quello che sarà l'8º incontro in programma, incontro che vedrà contrapposti in questo caso due ragazzi di 66 e 64 kg, entrambi per noi sempre giovanissimi perché sono 2004-99, per cui io e te siamo fuori gioco. E allora pronti ad andare a chiamare ancora dalla Cuba Borsa, ancora accompagnato da, se non sbaglio, Jesus Solano, ovviamente all'angolo blu, accompagnato anche da Simone Nicoletto, all'angolo blu Tommaso Fontana e all'angolo rosso invece accompagnato da Antonio Penzo e da Denis Boscolo per la box Cavartre Chioggia. Siamo pronti a chiamarlo sul ring Damiano Bellemo! Anche questo incontro si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti e quindi insomma andiamo via nei prossimi 9 sapendo che 9 minuti sapendo che quello che poi sarà il main event della serata è quello che ci farà vivere la nostra Arianna Tonello nelle 6 riprese da 2. Ma nel frattempo concentriamo l'attenzione in quel che sta succedendo tra le 16 corde, vengono già chiamati per il saluto, tutto è pronto e allora andiamo al gong che va ad aprire la prima ripresa.
gong che chiude la prima delle tre riprese tra Tommaso Fontana, Cuba Box angolo blu e Damiano Bellemo, Box Cavartere Chioggia, angolo rosso. Fuori i secondi, pronti per vivere la seconda delle tre riprese. Inizia la seconda ripresa. Ecco il gong che chiude la seconda delle tre riprese tra Tommaso Fontana e Damiano Bellemo, rispettivamente Cuba Box e Box Cavartere Chioggia. Fuori i secondi.
Inizia la terza e l'ultima ripresa degli ultimi 3 minuti di questo ottavo incontro. Eccolo il gong che chiude definitivamente la battaglia tra Tommaso Fontana e Daniele Bellemo. Puro box angolo blu, box Cavartrecchio giallo rosso. E quindi insomma l'applauso io lo vorrei sentire fin qui, vediamo se ci riesco. Ok, secondo me si può fare anche di più, ma insomma intanto capiamo che è stata fin qui una bella battaglia in questi 9 minuti, attendiamo di poter leggere il verdetto, anzi ascoltare il verdetto da parte della commissione di riunione. Vi ricordo Alex Tomasello. Ok. Vengono controllate le fasciature e questo incontro viene vinto ai punti dalla rosso Daniele Bellemo, box Cavartrecchio. E allora, prima di procedere, caro Alberto, consentimi di fare un po' un recap di quello che sta avvenendo in questo mercoledì 4 giugno 2025, così diamo anche lo spazio a Carol di andare a prendere quel che voleva, perché abbiamo il tempo esattamente questo di prenderci qualche istante, ricordandovi che Tonello Arianna combatterà come ultimo incontro questa sera, ma siamo all'interno della festa dello sport che proprio oggi viene inaugurata qui in quel di Cavartore, e come prima abbiamo fatto, abbiamo salutato l'assessore allo sport Mattia Vernello, ma so che è con noi anche il sindaco di Cavartore, l'avvocato Pier Francesco Unari, al quale
recupererei l'applauso del pubblico presente nella piazza. Ecco, è avvocato ma è anche modello sto ragazzo. Buonasera sindaco, prego, un saluto alla sua gente. Un saluto a tutti, benvenuti a questa che è la prima sera della festa dello sport, inizia stasera con la domenica, quindi invitiamo tutti gli amici presenti stasera, ma anche tutti quelli che non sono potuti venire stasera a presenziare queste belle serate che culmineranno domenica. Diciamo che saranno 2 giorni importanti, sabato e domenica, per la presentazione del protocollo che verrà a Cavarzere, città europea dello sport. Abbiamo attivato questa procedura con la ACES, che è un gruppo appunto a livello europeo che dà questi titoli alle città di tutta Europa, e noi ci vediamo insieme che Cavarzere possa diventare città europea dello sport per attrarre ancora di più lo sport, visto che lo sport è vita, noi puntiamo moltissimo sulla sport. Grazie davvero, buonasera a tutti. Grazie davvero, velocissimo come ci piace, così proprio rapido, piccante e via. Allora anche lui si godrà questo spettacolo che continua con il prossimo incontro, quello che verrà contrapposti i due oltre 91 kg, pulse giovanissimi, e sono entrambi un 2003-2005, per cui davvero giovani. 98 kg alla bilancia per l'angolo rosso, 105 per l'angolo blu, porta bandiera dei colori non appena salirà l'arbitro, ci manca il commissario riunione, per cui aspettiamo un attimo di procedere, dicevo, non appena salirà l'arbitro Marco Zanatta, andremo poi a chiamare anche sul ring il portabandiera dei colori della Cuba Box, accompagnato ancora da Simone Nicoletto e da Jesus Solano, Alessandro Barcan. E dall'angolo rosso per la box Cavarzere Chioggia, Hussein Cafiel. 3 riprese da 3 minuti. Abbiamo perso Carol perché pensavamo che il sindaco sarebbe stato più... pensavamo fosse più prolisso e invece è stato velocissimo, quindi grazie davvero. E comunque insomma, se c'è una cosa che di sicuro ho conosciuto di Cavarzere, che siete gemellati con Cassino per motivi che assolutamente la storia vuole non dimenticare ma fare in modo che mai si debbano ripetere, quello che è certo che il pugilato, nobile arte, stiamo cercando di prendere un po' di tempo, non so se sia chiaro, nobile arte insegna tanti di quei valori che probabilmente aver conquistato la città europea dello sport, la città, insomma, questo sicuramente farà di Cavarzere, sorgerà sicuramente agli onori della cronaca sportiva per tutto quello che questo significa, e quindi congratulazioni davvero per questa importante conquista. Chissà cosa succederà tra i 9 minuti che stanno per viversi tra Alessandro e Hussein. Tutto è pronto per il gong che apre la prima ripresa.
della prima delle tre riprese tra Hussein Kafial e Alessandro Baccan, rispettivamente box, Cavarzere Chioggia e Cuba box. Fuori in secondi. Inizia la seconda ripresa. L'applauso, 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 l'applauso. Allora, per tutti quelli che fossero a vedere il pugilato per la prima volta, cosa che non credo possa succedere in quegli botti di Cavarzere, perché la tradizione pugilistica è particolarmente importante. Comunque, insomma, quando avvengono tre conteggi all'interno della stessa ripresa, vengono consegnati i cartellini al commissario di riunione, che hanno un verdetto univoco, e quindi non v'è dubbio per quanto riguarda quello che abbiamo vissuto in questo nono incontro, che termina con un verdetto a 2 minuti e 42 minuti e 49 secondi della seconda ripresa. Viene aggiudicato dall'angolo rosso Hussein Kafial, box Cavarzere Chioggia per RSC, terzo conteggio all'interno di una ripresa, e quindi
essendo all'interno di una manifestazione ufficiale valevole per la Federazione Fucilistica Italiana, in cui il primo obiettivo è certamente la tutela degli atleti. Qualora insomma questo avvenga, abbiamo appunto il commissario di riunione, l'arbitro sul ring, il medico, i volontari, fondamentali volontari, in questo caso del Rosolina Soccorso, che come sempre speriamo possiate godere dello spettacolo senza dover intervenire, questo assolutamente sempre sì. Pronti allora per vivere il 10° incontro in programma, ancora portabandiera dei colori per la Cuba Box, non appena Marco Chiarelli sarà entrato all'interno del ring e quindi con l'angolo neutro. In questo caso la Cuba Box si fa accompagnare da Jesus Solano, ma non solo, e dopo andiamo a salutare come si deve. Porta bandiera, dicevo, per l'angolo blu Alessandro Merlo. Non sento l'applauso, ho un problema di udito, è chiaro. Sono certo che l'applauso invece lo sentirò per l'angolo rosso, per la box Cavarzere, che oggi è accompagnato da Dennis Boscola e Antonio Penzo, pronti ad accogliere Marco Boscolo Cegion. Siamo nella categoria degli elite, siamo nella categoria quindi di coloro i quali possono ambire a fare un passaggio nel professionismo. Vi ricordo ancora che questa sera avremo un incontro però valevole in qualche modo per mantenere caldo e attivo quello che è la vittoria recente da parte di Arianna Tonello del titolo italiano dei pesi leggeri. E come... cosa? Ah, ok. E allora dicevo, vengono chiamati al centro ring i due atleti, già venuto il saluto tra Alessandro Merlo e Marco Boscolo Cegion, tutto è pronto per vivere la prima ripresa.
delle 3 riprese tra Alessandro Merlo e Marco Bosco Cegion. Cuba box, angolo blu, box, Cavartore Chioggia, angolo rosso. Ed ecco che è tornata anche Carol, la nostra ringer. Fuori i secondi. Eccolo il gong che apre la seconda delle 3 riprese. Eccolo qui, il gong chiude la seconda tra Alessandro Merlo e Marco Bosco Cegion. Cuba box, angolo blu, ovviamente box, Cavartore Chioggia, angolo rosso. Fuori i secondi. Eccolo il gong che apre la terza ed ultima ripresa.
Eccolo qui, il gong che chiude la terza e l'ultima ripresa tra Alessandro Merlo e Marco Boscolo Cegion. Penultimo incontro valevole nella categoria dei dilettanti, per quanto molto bravi, visto che stiamo parlando di elite, per poi andare a vivere quello che sarà l'incontro pro in programma questa sera. Attendiamo quantomeno la lettura del verdetto prima di uscire dal ring, potrebbe essere una buona idea. Insomma, ok, allora questo penultimo incontro viene vinto ai punti dall'Anno Rosso Marco Boscolo Cegion, box Calandre Chioggia. Dennis Incanuti, il compito di andare a gestire questo ultimo 11° incontro valevole sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti, per poi andare a vivere l'incontro pro già annunciato appunto sulla distanza delle 6 riprese da 2. Accompagnano per la box albignase con l'angolo blu Elena Congiu e Manuel Tacchetto Daniel Kojacari, angolo blu box albignase con e all'angolo rosso con Andrea Bezzon per la box Calandre Chioggia accogliamo Marco Pegoraro. Oltre 91 kg, 98 per l'angolo rosso, 94 per l'angolo blu. Due frigoriferi in pratica che in qualche modo vedremo quanto veloci saranno, e spesso lo sono più di quanto ci si possa attendere, pertanto pronti per andare a vedere questo 11° e ultimo incontro nella categoria dei dilettanti tra Daniel Kojacari e Marco Pegoraro, box albignanze con angolo blu, box Calandre Chioggia angolo rosso. Stop un secondo, musica. Dennis. Avviene il saluto tra gli atleti e ci fermiamo un secondo per consentire al dottor Paolo Pavanato di fare tutti i controlli del caso. Tutto pronto, scende la musica, andiamo allora a quello che sarà il gong che va ad aprire la prima ripresa.
il gong che chiude la prima ripresa tra Marco Pegoraro e Daniel Coiocari. Fuori i secondi, pronti per andare a vivere la seconda ripresa. Dai, Big. Inizia la seconda ripresa. Dai, Big. Dai, Big. Dai, Big. Dai, Big. Dai. Jab. Dai, Big là. Vai. Eccolo qui il gong che mette termine alla seconda delle tre riprese tra Marco Pegoraro e Daniel Coiocari.
Ecco il gong che apre la terza ed ultima ripresa. Dritto! Vai là! Dai da sinistro, B! Vai sotto la B! Sotto! Lavora sotto! Lavora sotto! Vai B! Vai B! Vai B! Eccolo così, il gong che chiude la terza e l'ultima ripresa tra Daniel Cogliocari e Marco Pedoraro. Box Albignasimo e box Calazzare Chioggia, ultimo incontro valevole per la categoria dei dilettanti e quindi poi main event in arrivo tra Arianna Tonello e Diana Diana Babic, così ci ha detto che è la pronuncia corretta, ma poi entreremo anche, inseriremo il CD-ROM dell'inglese, giusto? Si vede che sono vecchio, parlo ancora di CD-ROM ormai. La videocassetta, il VHS. Però prima di tutto stiamo seri e ascoltiamo il verdetto di questo incontro, ovviamente l'11° e ultimo incontro valevole per la categoria degli elite in questa festa dello sport che inauguriamo con la nobile arte del pugilato. E questo ultimo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Daniel Cogliocari box Albignasimo. Un grande grazie ovviamente anche a Marco Pegoraro per la box che ha fatto.
ci domandavamo, signor Sindaco, se questa meravigliosa scenografia è, oltre che ovviamente per il 2 di giugno, immagino, no? C'è sempre. Pensavamo l'avesse organizzata apposta per la nostra Arianna Tonello, campionessa italiana, pesi leggeri, va sempre bene, dice a sé gli effetti. Noi ci riconosciamo nel tricolore e ne siamo particolarmente orgogliosi, quindi insomma su questo non v'è dubbio. Ok, allora, dammi Nicola, i tempi sono pronto? Allora, switch all'inglese. And so, ladies and gentlemen, we are here for Live Together. What happened now in the corner? We are ready to call on the blue corner from Croatia, Diana Babic. And you can make applause, potete fare un applauso per Diana Babic che arriva direttamente dalla Croazia per incrociare i guantoni con la nostra super Arianna Ingegner Tonello. Ovviamente tutto questo vale nel momento in cui Marco Zanata avrà preso posto tra le 16 corde, avrà raggiunto l'angolo neutro, lo davo già sul ring, ma chiedo scusa, eccolo appunto, via, musica, musica. On the blue corner, from Croatia, Diana Babic. E con la regia del nostro mitico Alberto siamo pronti per andare a chiamare sul ring e a questo punto vorrei veramente che tirassimo giù il campanile per quanto casino facciamo per accogliere la campionessa italiana dei pesi leggeri, signore e signori, all'angolo rosso Arianna sul volume con gli AC/DC. On the red corner, Arianna Tonello. Alla bilancia entrambe hanno misurato 60.400 ed entrambe sono preparatissime. Tonello soprattutto abbiamo avuto modo di godercela in quel che è stato l'incontro di Padova, dove ha conquistato contro un'altra veneta il titolo, una veronese in realtà allenata da Padova Ring, Livia Tescaroli, insomma quello che è stato un bellissimo incontro. Spero che voi abbiate potuto vivervelo dal vivo o quantomeno in streaming come stiamo vedendo tutto con Box on the Road. Vengono chiamate al centro ring, le due atlete ascoltano le ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro Marco Zanatta e tutto è pronto per vivere la prima delle 6 riprese da 2 minuti, 6th round per 2 minutes. Inizio la prima ripresa, start the first round.
Termina la prima ripresa, stop the first round fra Diana Babic e Arianna Tonello. Siete autorizzati a fare l'applauso anche se sono atlete pro. Lo dico, valeva per i debutanti, vale ancora di più per i pro, Ho capito perché l'applauso continua per Carol, ma vabbè, comunque funziona così di solito in questo mondo, ma in questo caso dal pugilato femminile metteremo un ring boy, per parte un bici lo faremo. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa, start the second round. Ecco il gong che chiude la seconda ripresa, stop the second round tra Arianna Tonello e Diana Babic. Fuori i secondi, seconds out.
Inizia la terza ripresa, start the third round. Eccolo il gong che chiude la terza ripresa, stop the third round tra Diana Babic e Arianna Tonello, detta Duracell. Fuori i secondi, seconds out. Inizia la quarta ripresa, start the third round.
che chiude la quarta ripresa. Stop the third round. Fuori i secondi, seconds out, pronti a vedere la quinta e penultima ripresa. Inizia la quinta ripresa. Start the fifth round. Eccolo il gong che chiude la quinta ripresa. Stop the fifth round e quindi all'ultimo minuto necessario per consentirvi di salutare Alex Tomasello, commissario di riunione, gli arbitri, Denis Incanuti, Gianandrea Cantan, Marco Chiarelli, ovviamente Marco Zanatta sul ring. In crono Vito Capotorto ed Andrea Lazzarin. Tutta la struttura e tutto lo staff targato in cage, quindi Nico e tutti i suoi collaboratori, dottor Paolo Pavanato e i suoi colleghi che questa sera l'hanno accompagnato, i volontari della città di Rosolina. E per l'ultima volta un grande applauso a Carol, ovviamente, che questa sera ci ha fatto da ring girl. E come ho detto, aprendo la serata per la prima volta fuori i secondi, per l'ultima volta questa sera, fuori i secondi, seconds out. Inizia la sesta e l'ultima ripresa. Start the sixth and the last round.
signori, l'ultimo gong di questa sera tra Diana Babic e Arianna Duracell Tonello. Non l'ultimo vostro applauso per tutta la struttura e tutto il cancan che abbiamo organizzato per aprire la festa dello sport qui a Cavarzere in questo 4 giugno. Un grande grazie ad Alberto ovviamente per aver fatto tutto il mondo della regia e un grande applauso a Nicola Fontolan che non so dove sia finito, ma insomma sicuramente senza di lui la Box Cavarzere non esisterebbe, senza di lui e senza tutto il suo staff chiaramente. Un grande grazie anche a Paolo Alberto Bonifacio, sei rimasto con noi fino in fondo, è il presidente del comitato regionale FPI per quanto riguarda il nostro Veneto, e quindi andiamo alla lettura dei cartellini tra Diana Babic e Arianna Tonello, agli ordini ovviamente di Alex Panasaro. Ok, non appena saranno concluse le operazioni di svestizione per quanto riguarda il guantone, ok, vengono chiamati please on the center of the ring. E allora vi dicevo, pronti per la lettura del verdetto. Questo incontro viene vinto ai punti da Arianna Tonello. L'appuntamento con tutto quello che riguarda la festa dello sport targata Box Cavarzere si conclude qui, ma non si conclude per quanto riguarda la città di Cavarzere. Ringrazio ancora la presenza fino in fondo e fate un applauso al sindaco, all'avvocato Pier Francesco Munari e all'assessore dello sport Mattia Bernello, che non è da tutti in qualche modo seguire fino in fondo. Oh, mi fa piacere che stiano sul ring ed è proprio questo, assolutamente sì, aiutali nella vestizione. Congratulazioni ad entrambi, congratulazioni al pubblico di Cavarzere, si è confermato quello che si sapeva, cioè che è un piacevolissimo gruppo di fans del pugilato, e quindi grazie davvero. Grazie grande ancora a Clinica Acustica, a TDP Studio della Prevenzione, a Tocchi Impianti, a 2A Agenzia Termotecnica, ancora grazie a Carol e a tutti voi che avete partecipato. Grazie a Nico e a tutto il suo staff per quello che fanno sempre perché tutto sia perfetto. E a questo punto, signore e signori, una buona notte a tutti da Enrico Marasciutti.